Siamo qui raccolti nella chiesa cattedrale in questo mattino del Giovedì Santo per celebrare la solenne Missa Chrismatis. Questa Eucaristia, durante la quale il Vescovo benedice il Sacro Crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni, è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi con lui. Insieme però questa celebrazione è anche festa di tutti i battezzati, popolo di sacerdoti, unti e consacrati con i sacramenti del battesimo e della cresima. Oggi quindi si manifesta il mistero della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato nella varietà di doni e servizi che edificano il popolo di Dio. Proprio in questo clima di festa, vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali fatte il giorno dell'ordinazione per continuare a servire Cristo e i fratelli e le sorelle con l'annuncio della parola, la grazia dei sacramenti e la testimonianza di un'autentica carità pastorale. Ci sentiamo in questa celebrazione particolarmente uniti nel ricordo e nella preghiera con i sacerdoti che celebrano quest'anno il Giubileo di ordinazione presbiterale. 65esimo Monsignor Rino Bruseghin, Don Domenico Gava, Monsignor Romano Nardin. 60esimo Don Mario Borga, Don Giuseppe D'Adalto, Don Giuseppe De Nardo. 50esimo Sua Eccellenza Monsignor Ilario Antoniazzi, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Cancian, Don Evaristo Colmagro, Don Adriano Zanette, Don Giulio Fabris, Monsignor Martino Zagonel. 10° Don Lorenzo Barbieri, Don Fabrizio Casagrande, Don Andrea Forest, Don Fabio Mantese, Don Denis Tolardo, Don Emmanuel Quadvo Boachie. 1° Don Davide Forest, Don Giovanni Stella, Don Davide Reichmann. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto Popolo Regale nella prima facciata del foglietto. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio. Canta al tuo Signor. Cantiamo a te, o Figlio prediletto del Padre, te lodiamo, eterna parola uscita da Dio. Cantiamo a te, o Figlio della Vergine Maria, te lodiamo, o Cristo Salvatore e nostro fratello. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale,
splendore della luce immortale, te lodiamo, stella radiosa che annuncia il giorno. Cantiamo a te, o luce che rischiari nella notte. Te lodiamo, luce della nuova Gerusalemme. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, Messia annunciato dai profeti. Te lodiamo, figlio di Abramo e figlio di Davide. Cantiamo a te, Messia, speranza dei poveri. Te lodiamo, Cristo nostro Re, umile di cuore. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, mediatore tra Dio e l'uomo. Te lodiamo, strada vivente, cammino del cielo. Cantiamo a te, sacerdote della nuova alleanza. Te lodiamo, tu sei la nostra pace nel sangue della croce. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo Giovedì Santo, in prossimità dell'annuale celebrazione pasquale di Cristo morto, sepolto e risorto, in forza della consacrazione battesimale e del sacerdozio ministeriale, siamo convocati a celebrare le grandi opere di Dio. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia
la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe eleison. Per il canto del Gloria ci dividiamo in due cori, coro 1 navata centrale, coro 2 transetto. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus Rex Celestis Deus
salvationem nostram. Quoniam tu solus sanctus, tu sanus altissimus, Iesu Christe. In gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e l'hai costituito Messia e Signore, concedi a noi resi partecipi dalla sua consacrazione di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò senza fine del Signore l'eterno suo amore. Canterò senza fine del Signore l'eterno
ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò senza fine del Signore l'eterno suo amore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con Lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò senza fine. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Gloria e lode a te, gloria e lode a te, Signore Gesù. Gloria e lode a te, gloria e lode a te, Signore Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Gloria e lode a te, gloria e lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Gloria, lode a te, gloria e lode a te, Signore Gesù. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Così abbiamo sentito nella prima lettura. E nella seconda, Egli ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Pensarci è un po' strano. Commemoriamo, come leggeremo fra poco, prima del rinnovo delle promesse sacerdotali, commemoriamo il giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio. E qui si intende il sacerdozio ministeriale, perché queste parole precedono proprio il rinnovo delle promesse sacerdotali. E tuttavia le letture che abbiamo ascoltato parlano di sacerdozio battesimale, ovviamente. Sarete chiamati sacerdoti del Signore, quello che il concilio, ma la teologia chiama sacerdozio comune, battesimale. Non è tuttavia una cosa contraddittoria. Ci spinge piuttosto a comprendere e a ricordare il nostro sacerdozio ministeriale e il rinnovo delle nostre promesse sacerdotali all'interno di quel progetto di Chiesa che è quello del Signore. Consacrati sacerdoti con uno specifico sacramento, l'ordine sacro, al servizio del sacerdozio battesimale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, riecheggiando il Concilio, dice: mentre il sacerdozio comune, lo chiama comune come fa il Concilio, è quello battesimale, mentre il sacerdozio battesimale dei fedeli si realizza nello sviluppo della grazia battesimale, vita di fede, di speranza, di carità, vita secondo lo Spirito, il sacerdozio ministeriale è a servizio del sacerdozio comune, è relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani. È uno dei mezzi con i quali Cristo continua a costituire e a guidare la sua Chiesa. Proprio per questo motivo viene trasmesso mediante un sacramento specifico,
il sacramento dell'ordine, molto chiaro. Mi domandavo in questi giorni, ma che cosa significa concretamente questo? Senza che restino belle parole lì. Per dare risposta a questa domanda occorre che ci chiediamo anzitutto come si realizza il sacerdozio battesimale. Cosa significa? Sarete chiamati sacerdoti, perché se solo essere chiamati serve poco. Ma che cosa significa essere sacerdoti del Signore? Come battezzati. Cosa significa essere un regno di sacerdoti? Potremmo rispondere vivendo il battesimo, la cresima, l'Eucaristia, cioè il dono della propria iniziazione cristiana, certo. Vivendo la fede, la speranza e la carità, certo. Ma se volessimo essere un po' più precisi, chiedendoci che cosa significa vivere il proprio battesimo, la propria fede, speranza e carità, la propria cresima, la propria Eucaristia come sacerdoti del Signore, come regno di sacerdoti. Questo siamo, tutti. Siamo nati, battezzati così. Che cosa significa vivere il battesimo nella sua dimensione sacerdotale, che inevitabilmente rinvia all'azione sacra, al culto. E se ci chiediamo questo, ci sentiamo immediatamente rinviati a quel culto spirituale di cui parla San Paolo nella lettera ai Romani. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Oppure ci sentiamo rinviati anche a San Pietro quando parla di sacrifici spirituali graditi a Dio. Quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale? Sta parlando a dei battezzati. Per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Secondo il Nuovo Testamento, allora, questa espressione sacerdoti del Signore, regno di sacerdoti, potrebbe essere tradotta così: tu battezzato sei sacerdote del Signore, fai parte di un regno di sacerdoti, nel senso di realizzare nella tua vita quotidiana, concretamente nel tuo corpo, offrite i vostri corpi, nei tuoi affetti, nel tuo lavoro, nelle tue relazioni e così via, realizzare un'offerta, un dono di te stesso al Padre e ai fratelli, non in maniera spiritualistica, ma concreta, quotidiana. Potremmo dire senza timore di sbagliare che il vero culto vivente, santo e gradito a Dio è la carità, vissuta nelle pieghe concrete della vita di ogni giorno. Possiamo allora domandarci, ma se il presbitero è un cristiano che riceve uno specifico sacramento proprio per aiutare gli altri fratelli battezzati a vivere il proprio sacerdozio battesimale, ci sono oggi delle dimensioni, degli ambiti particolari in cui il suo aiuto è particolarmente richiesto? È una domanda legittima, anzi direi doverosa. Si potrebbero facilmente e legittimamente tirare in campo tutti gli ambiti della vita di un battezzato, da quello liturgico sacramentale a quello catechetico, a quello dell'accompagnamento morale, della carità. Ne metto però in evidenza 3, non perché siano gli unici, ma perché mi sembrano particolarmente attuali. Poi ognuno di noi, presbiteri, risponderà personalmente alla domanda che ho formulato, che è una domanda molto seria. Io, come battezzato, consacrato da un specifico sacramento, per aiutare i miei fratelli a vivere il sacerdozio battesimale, in quali ambiti oggi sono chiamato, nella mia parrocchia, nella mia comunità, nella mia unità pastorale e così via, ad agire in modo tutto particolare? Ne indico 3, dico, ognuno poi continuerà la meditazione. Anzitutto metto in evidenza l'ambito della vita familiare.
possiamo dire con certezza che nella vita della propria famiglia un battezzato è chiamato in modo radicale a offrire il proprio corpo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, a fare della propria vita quotidiana vero culto spirituale. Tutti i membri di una famiglia, dai genitori ai figli, dai giovani agli anziani, con modalità diverse, ma questo è il cuore di una famiglia, se ci pensiamo. In quest'anno siamo sollecitati dal Papa, a 5 anni dall'Amoris Laetitia, a ricordarci in modo tutto particolare di questa realtà che è la famiglia, ripeto, nella quale radicalmente noi siamo, ogni battezzato è chiamato a offrire il proprio culto spirituale. Il presbitero, il battezzato, cioè che ha ricevuto il dono del sacerdozio ministeriale, è in particolar modo a servizio della famiglia, delle famiglie, perché in esse, nella loro vita, possa essere attuato il sacerdozio battesimale nel dono quotidiano di sé all'altro per amore di Dio. Francamente un po' di tempo che non prendiamo in mano questa realtà. Certo, abbiamo dedicato del tempo alla lettura e all'applicazione dell'Amoris Laetitia, non dimentichiamolo, ma non dobbiamo mai abbassare l'attenzione da questo ambito, che è assolutamente fondamentale perché possa essere vissuta e trasmessa la fede cristiana. Ma non solo, ma è anche assolutamente fondamentale perché si faccia esperienza di chiesa, di piccola ma reale chiesa domestica, perché si pongano le condizioni per costruire in dialogo con le altre vocazioni la comunità cristiana. Un segno bello, utile di questa attenzione alla famiglia è quel piccolo sussidio preparato in questi ultimi mesi, grazie alla collaborazione di diversi uffici pastorali diocesani, diffuso attraverso l'Azione, l'albero della vita. Ecco, vi consiglio di guardarlo, di leggerlo, di utilizzarlo. Ha una molteplicità di proposte che possono essere valorizzate. Un secondo ambito in cui il contributo del prete è particolarmente richiesto per aiutare tutti i battezzati a vivere pienamente il proprio sacerdozio battesimale è quello della comunione e del camminare insieme nelle nostre comunità cristiane. Non solo perché siamo in un tempo di riflessione e di stimolo sulla sinodalità, ma anche per l'esperienza appena vissuta del rinnovo degli organismi di partecipazione ai vari livelli di parrocchia, di unità pastorale, di diocesi. Si è trattato di un'esperienza che, da quanto mi sono reso conto, si è rivelata in genere positiva, molto positiva, più di quanto ci si aspettasse. Anche la modalità con cui siamo giunti a questo rinnovo, certamente aiutati e sostenuti dall'iniziativa del Papa sulla consultazione sinodale, cui dobbiamo essere grati, ecco, anche la modalità possiamo dire senza ombra di autoincensazione che sono state veramente sinodali, con consultazioni a vari livelli e con un continuo contatto fatto nel modo miglior possibile con le realtà delle nostre parrocchie e delle nostre unità pastorali. Direi che possiamo dire, grazie a questi passaggi, che abbiamo maturato e realizzato un patrimonio di esperienza positiva nella direzione di quel camminare insieme verso cui ci sollecita il Papa e che abbiamo posto anche come programma del nostro cammino annuale diocesano. Un patrimonio che non dobbiamo sprecare, perché è una delle forme più significative e più profetiche per esercitare il sacerdozio battesimale è, come spesso ripeto, quello della comunione, del camminare insieme dentro le nostre comunità cristiane, dentro le nostre unità pastorali, dentro le nostre foranie, dentro la nostra diocesi. Fare in modo che crescano sempre più la comunione e la corresponsabilità, cioè il camminare insieme,
a tutti i livelli della nostra vita ecclesiale. E questo è un ambito decisivo del servizio che il nostro sacerdozio ministeriale è chiamato ad offrire, a mio avviso, al sacerdozio battesimale di tutti i nostri fratelli. Distribuirò alla fine della messa una lettera di cui ho già fatto cenno in un messaggio che ho mandato qualche giorno, inviata dal nuovo prefetto della congregazione per il clero, l'arcivescovo Lazzaro Yu Eung Sik, e dal segretario generale del Sinodo dei Vescovi, il cardinal Grech. È una lettera ai preti, proprio ai sacerdoti, cari sacerdoti, ed è una lettera proprio su questo cammino sinodale. È molto bella e mette anche in evidenza alcuni punti, dice un triplice contributo voi cari presbiteri potete dare all'attuale processo sinodale. E 3 che faranno molto piacere a qualcuno dei nostri confratelli presbiteri: far di tutto perché il cammino poggi sull'ascolto e sulla vita della parola di Dio. Adoperarci perché il cammino si contraddistingua per il reciproco ascolto e la vicendevole accoglienza, aver cura che il cammino non ci porti all'introspezione, ma ci stimoli ad andare incontro a tutti. Sono 3 indicazioni, 3 priorità che mi sembrano molto, molto puntuali e molto belle. In terzo luogo, famiglia, la comunione, il camminare insieme. In terzo luogo ricordo l'ambito direi più importante, quello che costituisce la condizione perché tutto questo avvenga, e indubbiamente perché avvenga anche tanto di più, perché i preti fanno tante altre cose oltre a questo. Ecco. Si tratta, per così dire, del cuore e del centro propulsore di tutto, ed è quello che viene ricordato a noi preti e vescovo dalla prima frase con cui fra poco rinnoveremo le promesse sacerdotali. Vogliamo unirci più intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio. Lo diciamo noi, ma non pensiamo di avere noi il monopolio dell'unione intima con il Signore Gesù. È una prerogativa di ogni battezzato, lo sappiamo bene. Ecco allora qual è questo terzo ambito in cui il nostro sacerdozio ministeriale aiuta, sostiene, accompagna il sacerdozio battesimale dei nostri fratelli. Ed è il cuore di tutto, fare di tutto e di più per aiutare le persone a unirsi a Gesù Cristo, a unirsi intimamente a Gesù. Per non far nomi, quello che Don Pier Giorgio Sanson ci ricorda quasi ogni volta che facciamo delle riunioni, ma è vero, a volte ce lo dimentichiamo. È il cuore di tutto. Noi per primi dobbiamo rimanere uniti a Gesù. Vogliamo unirci più intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio. Ma se questo è il cuore di tutto per noi preti, non può non essere anche il cuore di tutto per ogni battezzato. Anche per ogni battezzato Gesù è modello del suo essere sacerdote, cioè del suo fare della propria vita un'offerta, un dono al Padre e ai fratelli. Ricordiamoci che Gesù ha realizzato il suo essere sacerdote, sommo sacerdote e modello del sacerdozio senza essere prete. Da laico, potremmo dire. Sommo sacerdote. Prete, allora, siamo chiamati ad essere come uomo di Dio, ma non in senso generico, uomo del trascendente, uomo religioso, no, uomo di Gesù Cristo. E proprio per questo uomo di Dio, uomo di Gesù Cristo, unito a Lui da una relazione fedele, intima, affettivamente significativa, perché se non è affettivamente significativa non sta in piedi. Affettivamente significativa, capace di sostenere le frustrazioni, i momenti di oscurità e di prova che inevitabilmente ogni battezzato e di conseguenza ogni prete deve affrontare. E proprio per questo capace
di proporla ad ogni altro fratello e sorella battezzati e pronto ad accompagnarli e sostenerli in questa relazione. Famiglia, comunione nel camminare insieme, unione con Gesù, sacerdote e modello di ogni sacerdozio. Certo, si potrebbero dire tante altre cose, credo tutte perfettamente legittime, magari dette anche meglio di come le ho dette io, ma credo che queste possano essere delle priorità e delle direzioni che possiamo percorrere fruttuosamente per noi e per il sacerdozio battesimale dei fratelli che ci sono affidati. Prima di concludere, facciamo memoria, come ogni anno, anche dei nostri confratelli che sono morti a partire dalla celebrazione del Crisma dello scorso anno, avvenuta il 1° aprile. Anche loro si sono certamente sforzati di realizzare quanto abbiamo detto. Ricordo Don Bruno Barisan, Don Luigi D'Avanzo e Don Giuseppe Querin, soltanto 3. Li affidiamo alla misericordia paterna e fedele di Dio perché li renda pienamente partecipi della sua gioia eterna. Ricordiamo anche poi con grande affetto coloro della nostra diocesi che sono in altre terre, Don Ferruccio Sant, che però fra non molto tempo dovrebbe tornare definitivamente, è a Parigi, e Don Marco del Magro, che è in Brasile, appena stato visitato dal vicario che alla fine della celebrazione darà qualche notizia. Preghiamo anche per i nostri preti anziani, ricordiamo in particolare Don Giuseppe Denardo che oggi farebbe il suo 60° e che è tornato a Villa di Villa, ma ecco ancora un po' malconcio e dovrà aspettare, però si è rimesso molto bene. Ecco, ricordiamo anche e esprimiamo la nostra vicinanza anche per tutti i religiosi e le religiose che, partiti dalla nostra diocesi, esercitano il loro ministero sacerdotale nelle varie parti del mondo. Desideriamo davvero sentirli tutti in questo momento in profonda comunione con noi. Per tutti invochiamo l'intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e l'intercessione di San Tiziano e dei nostri santi patroni, in particolare si aggiunge a loro il beato Cosma Spessotto, fresco ancora di beatificazione. Ci assistano e ci accompagnino nel vivere la nostra vocazione e il nostro ministero. All'interno di tutto il popolo sacerdotale, ora vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali, con le quali si sono resi disponibili a servire Cristo nella Chiesa. Partecipiamo in silenzio a questo momento, seguendo il rito nel foglio. Figli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, vogliamo rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al nostro Vescovo e al popolo santo di Dio. Vogliamo unirci più intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando a noi stessi e confermando quei sacri impegni che, attratti dall'amore di Cristo, abbiamo assunto liberamente verso Cristo. Vogliamo essere fedeli dei misteri di Dio,
per mezzo della Sacra Eucaristia e delle altre azioni liturgiche, e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore. Il Santo ci guida non da interessi umani, ma dall'amore. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei suoi doni perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti preghiamo. Ascoltaci. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo, sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo Corrado preghiamo. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Possiamo sedere. Si forma ora la processione offertoriale. I diaconi e i ministri presentano al Vescovo, insieme al pane, al vino e all'acqua, anche l'olio per il sacro crisma e gli altri oli santi. Il crisma sarà preparato con oli essenziali aromatici, con l'essenza di bergamotto offerta dalla diocesi calabrese di Locri Gerace e con olio di nardo proveniente dalla Terra Santa. Con l'antico inno O Redemptor invochiamo Cristo perché l'olio diventi segno vivo della grazia divina che infonde lo Spirito Santo, libera dal male e sostiene nelle prove. O Redemptor, summe Carmen, temet continentium. O Redemptor, summe Carmen, temet continentium. Arbor fetal malucem, hoc sacrandum protulit, fert hoc prona presens turba, salvatoris seculi. O Redemptor, summe Carmen,
consecra. Ecco l'olio del Santo Crisma. Ecco l'olio degli infermi. Ecco l'olio dei catecumeni. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, ocolivum signum vivum, iura contra demonum. Redemptor summe carmen temet continensium. Lotamente sacro fontem, aufugantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influnt charismata. O Redemptor summe carmen temet continensium. Sitec dies festa nobis, saeculorum saeculi, sit sacrata digna laude, nec senescat tempore. O Redemptor summe carmen temet continensium. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
La potenza di questo sacrificio, o Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Tuo Figlio unigenito mediatore della nuova ed eterna alleanza e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Il Vescovo benedice ora l'olio degli infermi, che conferisce ai malati il rimedio per le infermità dell'anima e del corpo e ottiene il perdono dei peccati. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo,
nutrimento e sollievo del nostro corpo. E fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo scambiamoci il dono della pace. Agnus Dei, qui
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, L'Eucarestia è distribuita in fondo alla navata centrale alla fine dei posti riservati ai sacerdoti concelebranti e nelle navate laterali davanti ai primi altari. Disponiamo il nostro cuore all'incontro con il Signore in questo sacramento di salvezza e accompagniamo questo momento con i canti riportati nel foglietto. Chi ci separerà dal suo amore? La tribolazione, forse la spada, né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. Chi ci separerà dalla sua pace? La persecuzione, forse il dolore, nessun potere ci separerà da colui che è morto per noi. Chi ci separerà dalla sua gioia? Chi potrà strapparci il suo perdono? Nessuno al mondo ci allontanerà
Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi amor, exultemus et in ipso iucundemur, timeamus et amemus Deum vivum, et ex corde dirigamus nos in cielo. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus, cessent iurgia maligna, cessent lites, et in medio nostris hit Christus Deus. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Simul quoque cum beatis videamus, glorianter vultum tuum, Christe Deus, gaudium quod est immensum, atque probum, secula per infinita, secula
Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Vescovo benedice ora l'olio dei catecumeni, segno della fortezza che viene dal Signore e destinato a coloro che si preparano a ricevere il battesimo. Subito dopo sarà benedetto l'olio del crisma per i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'ordine sacro e per consacrare le chiese e gli altari. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo, sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre Onnipotente, perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunciò che sulla terra era tornata la pace.
Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni Battista nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato da Davide. Tutti i concelebranti stendano ora la mano destra verso il crisma fino al termine della preghiera. Ora ti preghiamo, o Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza. Impregnalo della forza del tuo Spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli rinnovati nell'avacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria spandano il profumo di una vita santa. Si compie in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria per Cristo nostro Signore. Acclamiamo al crisma e agli altri oli oggi benedetti, unendo le nostre voci nel canto. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore letizia di olio fragrante. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è l'amore che vince la guerra. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Caro Vescovo Corrado, il mio augurio quest'anno è un po' diverso dal solito. Una settimana fa, la sera di giovedì 8 aprile, ho partecipato alla messa del Crisma nella chiesa parrocchiale di Contendas, in diocesi di Livramento. La scelta di anticipare di una settimana la celebrazione è dovuta alle distanze che rendono difficile ai parroci la partecipazione nel giorno di Giovedì Santo, visti gli impegni che seguono. Ho vissuto intensamente la bella celebrazione presieduta dal Vescovo Armando Bucciol. Presenza di preti e di molta gente proveniente da varie, anche lontane, parrocchie della diocesi. Alla fine della messa, Don Armando mi ha sollecitato a dire una parola. Mi è venuto spontaneo utilizzare l'immagine del profumo del Crisma. Ho detto che di ritorno alla mia diocesi di Vittorio Veneto, sarei ripartito l'indomani, avrei recato con me il profumo buono di Vangelo di cui mi sono arricchito nei giorni trascorsi nella diocesi di Livramento. 4 giorni di esercizi spirituali ai preti, ai 21 preti della diocesi, e la settimana condivisa col nostro diocesano Don Marco D'Almagro. Profumo di Vangelo, un clero numericamente piccolo, ma unito, laborioso e creativo. Un laicato maturato in conoscenza teologica e pastorale, in consapevolezza e corresponsabilità. Catechisti animatori di comunità che in mezzo a 1000 difficoltà si dedicano generosamente a servizio del Regno in questo tempo delicato di ripresa delle attività pastorali difficili per tutti dopo la pandemia. Un vescovo che pur sul finire del suo mandato continua a guidare il cammino della sua Chiesa, ma anche il buon profumo di un Don Marco che, ben inserito nel clero locale, si dedica con pazienza, fiducia e determinatezza al lavoro pastorale nella parrocchia assegnatagli. Mi sono chiesto, nello spirito dello scambio di doni, da parte sua la nostra Chiesa vittoriese, che buon profumo di Vangelo potrebbe offrire? Il gruppo di giovani e seminaristi che, preparati dall'ufficio missionario, nella prossima estate si recherà a Tagnassù e a Livramento, che buon profumo recherà da parte di noi tutti? C'è molto profumo di Vangelo nella nostra Chiesa diocesana. Lo conosce bene soltanto lo Spirito Santo che lo origina. A me vengono in mente soprattutto 3 cose. La gioia per la beatificazione di padre Cosma Spessotto, una gioia che ha inondato le nostre comunità e rivitalizzato in noi la speranza che è possibile vivere integralmente il Vangelo fino a dare la vita. La speranza che la prossima beatificazione di Papa Luciani, nostro amato Vescovo, risvegli in noi lo spirito del Concilio Vaticano II, da lui così intensamente vissuto. E non ultimo, lo sforzo comune impiegato da tutti noi, soprattutto nelle nostre parrocchie, per il rinnovo degli organismi di partecipazione ecclesiale, sforzo che abbiamo affrontato nello spirito di una rinnovata sinodalità ecclesiale. Mi auguro che l'immagine da me usata possa essere ripresa dal gruppo di giovani missionari. Spetterà anche a loro e a chi li sta preparando accorgersi di altri profumi, vedere altre pagine di Vangelo vissuto nella nostra Chiesa
così da raccontarle e donarle. Ecco allora il mio augurio, caro Monsignor Corrado, l'augurio di poter ricevere e di continuare a donare sempre il buon profumo di Vangelo, che ora noi preti esprimiamo con generoso, bello, caldo applauso. Inizia questa sera il triduo pasquale del Signore, morto, sepolto e risorto. Si ricorda che durante la processione iniziale della messa in Cena Domini di questa sera, le ampolle con gli oli santi dovranno essere presentate alla comunità. Esse verranno deposte sulla mensa e incensate. Prima di riporle nel luogo loro riservato, colui che presiede richiamerà ai presenti il rito della benedizione compiuto questa mattina dal Vescovo. Un avviso per i sacerdoti che hanno prenotato i libretti per il rosario del mese di maggio. Vi invitiamo a ritirarli passando dall'androne storico del seminario che si affaccia sulla piazza. Nello stesso luogo tutti i sacerdoti sono invitati a ritirare le locandine e l'invito personale delle prossime ordinazioni diaconali e le locandine della festa dei chierichetti. Inoltre, sull'ultimo altare, dal lato degli oli, ogni parroco può raccogliere il materiale preparato dalla Caritas. Prima della benedizione conclusiva, un grande grazie a tutti coloro che hanno preparato, attuato questa liturgia così ben curata, e grazie a voi che siete qui presenti. Vedo tanti volti di preti che non sono originari della nostra diocesi, ma che in questo momento vivono il rinnovamento delle loro promesse sacerdotali insieme con noi in quella comunione profonda di fede e di comunione ecclesiale che ci unisce. Verrà distribuito fra poco a tutti i sacerdoti quella lettera di cui ho parlato prima, è arrivata una ventina di giorni fa, ma dal momento che c'erano state varie comunicazioni ho pensato meglio con Don Andrea del Cin di non intasare le comunicazioni, di darla oggi. Sarà consegnato anche ai nuovi vicari foranei il decreto della loro nomina. Li ringrazio di cuore di aver accettato questo servizio, come ho scritto, perché insomma un applauso ci va stia bene. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Tiziano, nostro patrono, del Beato Cosma Spessotto Nuovo, nostro patrono, ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ite missa est. E mentre ringrazio tutti per il vostro servizio, per la vostra generosità, un grande augurio di buon triduo pasquale a voi e alle vostre comunità.
Cristo ci riempie di gioia, sia lode e onore a Lui, sia lode e onore a Lui. Cantiamo al Signore un canto nuovo, poiché per tutti Egli compie meraviglie. L'amore di Cristo ci riempie di gioia, sia lode e onore a Lui, sia lode e onore a Lui. La sua misericordia è senza fine e la sua grazia abiterà la nostra terra. L'amore di Cristo ci riempie di gioia, sia lode e onore a Lui, sia lode e onore a Lui. Al Padre diamo lode con il Figlio e allo Spirito secoli in eterno.